Senta, Presidente, parlando di materie prime, ci sono gravi problemi per quanto riguarda il comparto, ad esempio, dei semiconduttori. Non voglio ovviamente fare di tutto un'erba un fascio, però la curiosità è che ovviamente le materie prime stanno scarseggiando, ci sono problematiche di tutti i tipi. Osservando il vostro comparto, l'oro è evidente che è schizzato alle stelle, è arrivato addirittura intorno ai 52 euro al grammo, che è all'apice del suo valore, effettivamente è in continua crescita. È sempre stato storicamente considerato, per esempio, un bene rifugio, però mi pare di capire che i compra oro sono in flessione, è vero, è falso. Che cosa succede al comparto delle materie prime nel vostro specifico settore orafo? Diciamo che non siamo così lontani da quel che succede negli altri settori, nel Ah, senso che anche ecco. per noi ci sono stati dei problemi, come dicevo già prima, legati all'aumento della materia prima, a maggior ragione trattandosi già di un materiale prezioso, comunque l'influenza di un rincaro pesa notevolmente. In questo momento non abbiamo un problema così, diciamo, importante di approvvigionamento. I primi segnali su una difficoltà riguardano più l'argento dell'oro ad oggi. Detto questo, sicuramente il gioiello è per antonomasia un bene rifugio proprio perché un valore intrinseco viene comunque trattenuto. È sicuramente stato considerato tale, probabilmente in questo periodo pandemico, come dicevo prima, perché comunque anche l'attenzione del consumatore nei confronti di un investimento in un bene di lusso è naturale che manifestava una preferenza nei confronti poi di un oggetto che effettivamente il valore lo potesse trattenere. Ora non ho la sfera magica e non so che cosa possa accadere, parrebbe, si presume che purtroppo si sia diciamo sulla strada di ulteriori aumenti e di conseguenza stiamo alla finestra, però diciamo non siamo, ecco, non siamo così lontani da quel che accade negli altri comparti, con l'unico forse vantaggio di non condividere il problema della reperibilità, almeno per ora. Chiaro, chiaro. Quindi comunque effettivamente c'è una difficoltà globale su tutte le materie prime e anche nel vostro Assolutamente. comparto. Purtroppo Sì, poi è... tenendo presente anche quelli che sono tutti i rincari per quanto riguarda l'energia, per quanto riguarda l'approvvigionamento, per quanto riguarda anche la stessa difficoltà nelle spedizioni, per cui anche semplicemente la logistica diventa estremamente più onerosa, naturalmente sono tutti elementi che vanno a influire negativamente su quelle che sono le performance aziendali e soprattutto sulla facilità di lavoro delle nostre aziende. Chiarissimo.